chasing stars, seeking lights, never-ending paradise. The universe so wide. Let's get out of this soul place. E vi introduco Valentina. Pronta per questa esperienza? Prontissima, carica. Ottimizziamo i passaggi, allora metto questa fissa e faccio una bella inquadratura qua finché poi lo seguiamo con il drone. E Fabri va di race. Siamo arrivati a Malgazebio, siamo saliti e adesso facciamo un po' di trekking. 3, 2, 1, via! She walks home with different parts, with the same songs convenient. Hoodie pulled up over her eyes, cause she's not in the mood to speak. She got one that he wants to, one didn't mean to fall so deep. She walks home with different parts, she got one that he wants to, one didn't mean to fall so deep. Occhio! Fabri! Disarmalo! Mi devo ripigliare perché sto giro ho preso veramente paura. Riuscite a arrampicarvi? So come ringraziarti. Riproviamola, dai. Ok ragazzi, adesso faccio anch'io alcune immagini di copertura con l'Alpha 7 III e uso l'obiettivo f1.850 che è un bellissimo obiettivo secondo me, quindi facciamo delle belle cose. Che se magna? Tagliere di formaggi, salumi del tuo piano. Buon vinello e malga. Please don't keep me waiting. I'm losing my grip. Denial is overrated. Give into this. Just think of you, me, us, we all hot, heavy. You, me, us, we pure lust instinct. You, me, us, we all hot, heavy. Ok Andrea, adesso lascio la radiolina a Mattia. Io posso incamminarmi verso di voi? Sì, va bene, noi siamo quasi pronti. Allora aspetta che io scenda e lascio la radiolina. Ci vediamo dopo, ciao ciao. Eccoci qua, ci siamo spostati nella piazza di Asiago, il nostro fauno, e stiamo facendo girare il race drone qui sulla piazza e io ho il compito di continuare a rompere alla gente di non guardare il drone. Sarà il 10° giro che ho fatto ormai.
Siamo arrivati a Rifugio Auronzo, eccolo là in fondo. Noi dormiamo lì, abbiamo questa fortuna. Guardate attorno che panorama. Scusate ma devo correre perché la troupe corre come dei pazzi e io sono l'ultima. E adesso stiamo per raggiungere Cadini di Misurina, che è la terrazza più instagrammata in assoluto. È una meraviglia. Cerchiamo la luce giusta, quindi aspetteremo il tramonto. Quindi oggi anche un po' di trekking.